Il project financing per l'ospedale di Padova è chiuso, la partita con i privati è stata bloccata. La delibera di Palazzo Babbi parla chiaro, da questa mattina è stato dichiarato lo stato di non pubblico interesse. Ora la parola spetterà al Comune che entro il 7 ottobre potrà cambiare idea e permettere così la costruzione di un nuovo polo universitario di 1000 posti letto, altrimenti non si farà nulla. Diamo l'opportunità al Comune, con una lettera che abbiamo già protocollato stamattina, di dirci se ci ha ripensato, perché per noi la partita è chiusa. Secondo il Comune il nuovo ospedale dovrà essere costruito dove sorge quello vecchio, ma per la Regione questa soluzione è impossibile. Significherebbe più di 20 anni di lavori e una maggior spesa per la costruzione del polo. Farlo fuori questo nuovo ospedale viene a costare 500 milioni, 550, farlo lì viene a costare 300 milioni in più. Ora si parte da zero e la Regione continua a mantenere viva la proposta degli ultimi 4 anni. Noi abbiamo proposto al sindaco di farne uno di 1000 posti letto e quindi facendo un po' di pulizia, recuperando i vecchi stabili, e poi di farne uno di nuovo dove vuole il Comune, se vuol darci un'indicazione, che è il nuovo Policlinico Universitario. E dal 1 settembre in Veneto sono attivi gli assistenti di sala per facilitare l'accesso e la permanenza dei pazienti al pronto soccorso e in 20 giorni nell'ospedale di Conegliano gli steward hanno contattato più di 300 persone fornendo informazioni e supporto e per facilitare l'accesso al pronto soccorso l'ospedale di Conegliano ha messo online i dati relativi alle persone in visita e in trattamento. In tempo reale uno può vedere quanta gente c'è a Conegliano e quanta gente c'è a Vittorio Veneto, volendo. Quindi adesso io sono in grado di sapere l'attesa a Conegliano, l'attesa a Vittorio, e grosso modo poter decidere dove andare.